Ma intanto ho una nota di cronaca: il gatto che si è accomodato qua è Lello, è tipico il gatto europeo, uno dei più robusti della colonia, dei 52 gatti della colonia. Ma io ne approfitterei, dato che c'è Giovanni stasera, e che oltre a essere un grande appassionato di storia romana è anche un grande appassionato di archeologia, per citare un po' anche quella che è il sito, l'importanza archeologica del sito di Suvallosu. Quindi dobbiamo tornare ancora più indietro dell'epoca romana, andiamo in epoca nuragica e addirittura, tra l'altro ne parlavamo prima, a Suvallosu sono state ritrovati anche degli elementi precedenti al nuragico, addirittura neolitici. Ecco, Giovanni, sono state condotte ormai 4 campagne di scavi, ce ne sarà un'altra qui proprio nella spiaggia dei Gatti. Quindi la spiaggia dei Gatti, lo ricordiamo sempre, ha un'importanza storica, cioè sappiamo con certezza che circa 3500 anni fa qui c'erano le persone, c'era una grossa produzione di ceramica, hanno ritrovato e sono al museo ad Oristano e a Savero centinaia di vasi. Proviamo a pensare appunto cos'era Suvallosu in quell'epoca. Esatto. Allora, adesso voi avete visto Suvallosu antropizzata con le case. Immaginate che questa penisola era almeno 20-30 metri più larga. Immaginate la coperta di verde e immaginatela popolata ampiamente. Allora, in questa zona, già 3500 anni fa, avveniva la lavorazione dell'ossidiana, avevano dei depositi votivi di ceramiche e fabbricavano ceramiche alle vostre spalle, dove adesso c'è il mare. Lì veniva praticamente preparate le fosse per la cottura della ceramica. Io personalmente lì abbiamo rinvenuto, posso dire, centinaia di vasetti in situ. Quindi immaginate proprio la fossa con tutti i vasetti in situ, proprio il mare l'ha aperta e noi li abbiamo raccolti, perché e immaginate quante ne sono andate perse, perché praticamente la costa era molto lunga, di circa già si diceva, allora, foto aeree del 42 ci sono almeno 20-25 metri. Quindi immaginate che se qui hanno fatto, non scavavano delle fosse vicino al mare per fare i lavori, sicuramente qui eravamo al centro della penisola. Lo dimostrano il fatto anche delle secche. Il paleosuolo, che sarebbe quel suolo marrone che vedete giù nella spiaggia, quello è il paleosuolo, è il suolo di 3500 anni fa e lì vengono trovati tutti i reperti. Tutta quella parte che è sopra, che è la sabbia, quello è il riporto eolico di 3500 anni. La duna stessa è un riporto eolico. Il paleosuolo è quello strato marrone e nero che vedete di sotto nella spiaggia. E in quello strato lì è terra, non è sabbia di mare. Quindi immaginate, era terra, era campagna. Tant'è che fino a 50 anni fa qui c'erano vigne. Padre Andrea a Bisse, quando c'erano le baracche, qui c'erano vigne, hanno piantato di tutto e cresceva tutto bene, perché comunque c'erano delle vene d'acqua dolce che esce, ce n'è una dietro l'albergo, una rossa al maneggio, e quest'area è importantissima per un motivo fondamentale: avevano il sale. Quest'area è praticamente dall'età prenuragica, nuragica, alla parte poi dell'età del ferro, viene frequentata dai micenei. Abbiamo prove di attestazione micenee sull'isolotto Suvallosu. E da quel periodo lì viene frequentata in epoca punica, in epoca cartaginese, in epoca romana, in epoca tardo-romana e in epoca medievale. Tutta la zona in acqua è piena di relitti, perché questo immaginate che è l'unico posto dove si può sommergiare una nave tra Taros e Bosa Marina. Immaginate su questa cosa, gli unici posti dove si può sommergiare una nave sono qui che alla Suvallosu, Bosa Marina al fiume e poi si parla di Alghero a Baia di Portoconte. Quindi immaginate l'importanza di questo sito. E aveva i suoi vantaggi, perché se immaginate che vivevano di pesca, avevano il sale, quindi c'erano tutto il materiale per praticamente poi bloccarlo, sistemarlo e lo spedivano. Questo poi era nient'altro che il porto di servizio della città di Cornus, che è l'attuale Sarchitto, sopra Sarchitto. Che è lì che ne dicano che le due baie siano i porti. So, è impossibile che siano i porti per ovvi motivi. Se sale il maestrale, lì il maestrale entra diretto, qualsiasi imbarcazione all'interno la mette sulla spiaggia dove sta il ristorante, quando c'è maremoto. E poi non c'è possibilità d'approdo per navi grandi. Qui sono state trovate navi che potevano contenere 1500-2000 anfone.
Nel tempo logicamente se ne sono andate in tutta Italia, però i relitti attestano. Qui abbiamo ceppi d'ancora da 450 kg di ancore romane e se ne trovavano fino a 25 anni fa, li trovai qui in riva. Quindi questa è una zona che ha avuto un traffico da almeno 5.000 anni ininterrotto. Se immaginate che dall'altra parte della baia, la zona sul Grasso Bianco, è stata trovata una fonte nuragica, quindi immaginate, ed è stata trovata perché il mare è eroso lo strato antico, quella era a terra, non era in mezzo al mare come è adesso. Quindi voi questa immaginatela molto più grande, molto più... Nella collina qua dietro è stato trovato un deposito votivo con delle coppe a calice, sembrano quelle dei re micenei, che sono tutte delle coppe stilizzate con dei disegni. Forse Andrea c'è il disegno. Foto, sì, abbiamo le foto lì nella e quelle sono state trovate in una fossa votiva qua dietro. Quindi immaginate la densità. E tutto quello che poi viene in epoca fenicia, perché qui il posto, chi è appassionato di storia può leggere comunque gli approdi, come erano la tipologia degli approdi fenici e cartaginesi. L'isolotto del Supalloso rientra nella tipologia, perché praticamente i cartaginesi avevano questa abitudine, erano schematici, loro praticamente fondavano le loro città o comunque i loro empori, i loro piccoli mercati in determinate situazioni, per ovvi motivi. Un approdo fluviale permette praticamente alla nave di entrare in un fiume o immergersi al sicuro. Un'isoletta in mezzo al mare permette di non avere il contatto con la terraferma e quindi il nemico che ti aggredisce la notte ti saccheggia la nave. E qui ce l'hai. Tant'è che ci sono delle rovine nell'isola, c'è una cisterna d'epoca fenicia, c'è ceramica cartaginese, poi ci stanno tracce di anfore romane e così via. Quindi voi immaginate, sto posto era veramente un via vai. Sono state attestate anche sul Capomanno dei resti di villaggi d'epoca romana, d'epoca tardo repubblicana. Si suppone il ritrovamento, un'altra cosa tipica dei Fenici, di un piccolo tempio nella parte alta del Capomanno, dopo il faro, perché era proprio abitudine in quei tempi, avete i punti di riferimento che erano i promontori. Su a Capo San Marco, tutti conoscete Tarros, dove c'è praticamente il faro, alla destra del faro esiste un tempietto d'epoca fenicia che è sul promontorio. Perché questo? Perché chi navigava sotto costa aveva bisogno dei punti, navigava a vista. La lanterna accesa nel tempio faceva da faro, sapevano che lì c'era il promontorio con tale tempio. A tot, noi diciamo ore, ma in realtà era, la misura del tempo era diversa logicamente. Sapevano che c'era un altro promontorio e sapevano che c'era un altro piccolo tempio. E infatti tutte queste cose, leggendo, si riscontrano in questi territori. Cioè, per questo è il sito che è importante. E questo è un peccato che non venga valorizzato da quel punto di vista, perché potrebbe offrire molto. Cioè noi abbiamo il vantaggio di avere delle cose qua in zona a livello archeologico, in altre parti non esistono. E c'hai, oltre il mare bello, tutto però c'hai tutta la parte archeologica che se valorizzata darebbe il 100% in più al posto. Cioè immaginate che tutto quello che è stato trovato in zona a tuttora oggi è nei magazzini e qualche vasetto in qualche vetrina del Museo Oristano. E adesso è tutto riscatolato dentro i magazzini. Come mai? Allora, una piccola chicca. Allora, a San Vero c'è il museo ma è chiuso. E ci stanno i magazzini pieni. Cioè, immaginate che solo con i materiali che ho consegnato io ci hanno fatto 4 tesi di laurea. Quindi immaginate quello che c'è stato dentro quei magazzini. Che valorizzato il logo darebbe il 1000 per 1000 sul posto. Perché uno sì, viene qui perché il mare, l'attrattiva, tutto quello che vuoi. Però raccontami la storia di questo posto. Allora qua, in questo pezzo qui, 2 case a fianco c'era uno dei più grossi corallari della Sardegna occidentale, abitava qua. Oltre poi il padre di Andrea, che era uno che il corallo lo lavorava alla grande. Più questa zona qui era una tonnara da epoca antica. Qui del 1000... No, ma in epoca antica anche romana e cartaginese, perché loro già usavano la pesca del tonno. Tutte le ancore in pietra, so, per la tonnara.
E poi nel 1600 iniziano le tonnare, quelle legalizzate, quelle degli spagnoli. Immaginate che questa è una zona, basta vedere le torri di fortificazioni. Le torri di fortificazioni c'hai Torre Samoro all'altra parte del Capo, Torre Capomanno, Scala ai Sari lì e poi c'hai la grande torre sulla salina. Secondo voi perché difendevano questa zona qua? Perché c'era la salina. E il sale era l'unico modo di conservazione della carne e del pesce. E tra l'altro il posto, Puzzuidu, che è il luogo del pozzo, vuol dire che c'era acqua dolce. Quindi immaginate l'importanza strategica che c'era questo posto. Per questo ci hanno fatto 4 torri gli spagnoli, non so stupidi. E tra l'altro la torre delle Saline era una torre armata a cannoni e a moschetti e c'era 4 cavalieri a disposizione, mentre gli altri c'erano solo le guardie. Quella c'era la staffetta di cavalleria, i cannoni e i moschetti. Quindi era una di quelle proprio armate pesante, perché è infatti una di quelle zone che qui i pirati proprio scialavano. Immaginate che il pirata quello più famoso, Dragut, che era il terrore di queste coste, nei tempi in cui c'era aveva fatto base a Cornus. Allora, molti dicono l'isola di Maldeventre, ma in realtà la base lui ce l'aveva a Cornus. E da lì poi immaginate che arrivavano le barche dei Saraceni, arrivavano fino adesso, fino a Nuoro, da qui partivano. Immaginate che gli unici che hanno battuto i Saraceni in zona sono stati i Magomatesi, che sono gli unici che hanno battuto un reparto dei Saraceni, l'hanno praticamente incastrato nella valle dei Magomati, l'hanno massacrati, tant'è che c'hanno ancora il vessillo dentro la chiesa di San Giovanni, nella chiesa del Ciannuloso. È una cosa che nessuno sa. Io non lo sapevo, io che so, ma come Ecco, vai alla chiesa, vai dal parroco, dici mi fa vedere il vessillo dei Saraceni. Ed è l'unica bandiera saracena che è rimasta in Occidente, perché le bandiere della battaglia di Lepanto, che il Papa quando ha rifatto praticamente l'accordo, le ha eritate dalla Turchia. Quindi questo è l'unico vessillo saraceno che è rimasto in mano cristiana, diciamo, e sta custodito a Magomatas. Io approfitterei ancora della passione di Giovanni per la storia, quindi siamo passati dal romano anche alle altre epoche. Abbiamo parlato di suballoso nuragica e anche prenuragica, ma sempre rimanendo in zona, tu hai parlato di Capomanno, e io volevo accennare a San Roccadunda. San Roccadunda romano, Assolutamente sì. anche qui non tutti lo sanno, abbiamo i resti di una villa romana a San Roccadunda, quindi magari 2 parole su questo, e poi anche di cosa è stato scoperto anche dall'archeologo, dal direttore del museo, delle tombe che Sì, sono la state... Museiana, quindi la valenza, abbiamo parlato di Suballoso, ci spostiamo di poche centinaia di metri, l'area di San Roccadunda. Allora, a San Roccadunda abbiamo la fonte nuragica era praticamente, io ho detto su Grasso, ma in realtà è San Roccadunda. E la villa romana è una villa romana d'epoca repubblicana che funziona fino all'età imperiale, è praticamente dove sono le case di Sucrasto Bianco, le ultime case in sopra. A Finelli lì sono state trovate delle murature, una ex cava, che sono praticamente pertinenze di una villa, visto il tipo di ceramica di sotto si suppone. Coeva alla villa, proprio lì davanti, nel gruppo delle casette dopo le case lì, c'è un relitto d'epoca romana, d'epoca repubblicana, che è praticamente spiaggiato lì davanti. Quindi si suppone che quella sia stata una nave romana di piccolo cabotaggio, sorpresa dal maestrale, perché lì poi quando c'è risacca le barche le porta sulla spiaggia, e li abbia incastrati lì sugli scogli lì, e le anfore si trovavano a 1,5 metri d'acqua. In epoca passata le tiravano fuori dalla barca con l'uncino, lo so da persone che l'hanno fatto. Adesso sono rimasti qualche coccio, però cioè questo proprio fa vedere proprio il rapporto che c'era in questa zona. Non lontano da quelle, andando verso Puzzuidu, all'entrata di Puzzuidu, dove è il giornalaio, lì a fianco al giornalaio ci sono delle domus degli Anas, che non sono le classiche tipiche, quelle scavate della roccia, ma bensì sono costruite. Cioè veniva fatta una fossa foderata di rocce, coperta da rocce e poi coperta di terra, dei piccoli tumuli. Qualcuno è visibile, se va avventurate in quegli orticelli qualcuno la vede, ce ne sono 1 o 2 che si vedono. Erano le tombe, erano tombe però lì. Da lì, tra l'altro, sono state sempre usate per giochi dei bambini dei 50-60 anni fa. Io sono da persone che là dentro, quando entravano i bambini, all'epoca adesso sono signori anziani, rompevano i vasi, erano sane. Ma non sono stati mai indagate,
quindi si sa, sono stati infatti i rilievi, però venivano usate come deposito per mettere la mondezza. Io personalmente ne ho pulita una con il sistema d'archeologo e ci abbiamo tirato fuori 1 metro cubo di roba, come era sullo stato archeologico. C'erano brandine, reti di matatasso. Lì ci sarebbe voluto un esercito dei gatti perché c'erano solo così. Ci hanno fatto la data. Questo era. Oltretutto poi in quella zona ce n'è anche qualcuna vicino al mare, che prosegue verso il mare, qualche accenno ce l'ha, e proseguendo poi, andando verso su, verso San Vero, le ritrovate all'altezza, dov'è il coso degli Evaristien? Come si chiama? Quello lì? Suracchi? No, le altre degli Anas a Serri Saraus, che è praticamente una località di circa 4 km da Puzzuito sulla destra, comunque c'è la segnalazione. E c'è un'altra necropoli, sempre le Domus degli Anas, sempre scavate. E quelle Domus degli Anas hanno una particolarità, sono state riutilizzate in epoca punica. Da lì vengono trovati dei corredi, delle collane puniche del VI-V secolo, quelle che praticamente hanno delle divinità egiziane come decorazione. Se ne sono state trovate anche a Tarros, a Cagliari, a Nora, e sono tuttora visibili sia al Museo di Cabras che al Museo Torrestano. E poi davanti a noi, diciamo di rimpetto a noi, c'è Cornus, che era uno dei centri più importanti d'epoca punica e romana ed era poi il centro della rivolta d'Ansicora. Sapete la storia della rivolta d'Ansicora? No. Praticamente allora Ansicora viene definito l'eroe eponimo della Sardegna, praticamente colui che nel 1800 è stato, diciamo, valorizzato come eroe della Sardegna perché si era ribellato ai Romani, come proprio esempio della sardità. Niente di più falso, Ansicora era un sardo punico, era anzi proprio un aristocratico punico, e lui per non pagare le tasse ai Romani, perché nel 215 la Sardegna era romana, che dal 238 era entrata nell'influenza di Roma, ha organizzato la rivolta, perché nel 215 era l'anno dopo della battaglia di Canne, Roma era praticamente piegata ad Annibale e quindi la Sardegna, che non era stata conquistata militarmente, ma bensì i mercenari cartaginesi si erano semplicemente arresi ai Romani e hanno detto: noi Cartagine non ci paga lo stipendio e noi vi diamo l'isola se ci garantite il... Hanno ucciso il comandante e si suppone che il comando militare cartaginese fosse Cornus. Loro danno la Sardegna ai Romani e ritornano alle loro regioni d'origine. Quindi la Sardegna viene presa senza mano militare. Poi logicamente i Romani, quando sono arrivati, c'era la guerra in corso e c'era bisogno pagare le tasse, impongono il fisco. E Ansicora serge praticamente come figura eroica contro i Romani, ma c'era il suo tornaconto, perché Ansicora era il signorotto di Cornus che non voleva pagare le tasse. Questa è la realtà poi storica. Però anche perché poi vai a parlare di Ansicora e ti dicono sì, l'hanno enfatizzato nel 1800 per mille la sardità, ma la realtà storica era questa. Un antico evasore. No, diciamo antico evasore no, però diciamo che no, era un boss locale, insomma, via. Un leghista dell'epoca. E Iosto che cosa c'entrava? Allora, Iosso era il figlio. Allora, Sì. faccio un breve escurso su quello che è poi la rivolta d'Ansicora. Praticamente la rivolta d'Ansicora ha 4 eventi fondamentali. La prima è praticamente Cornus manda dopo, allora, antefatto 216 a.C., battaglia di Canne, agosto del 216, Annibale sbaraglia 80.000 romani, ne sopravvivono 20.000, 40.000 morti e 20.000 prigionieri in un giorno. Immaginate un disastro. Annibale è padrone dell'Italia, Roma rimane con 2 legioni, difesa 2 legioni. Nessuno può andare, c'è l'episodio del comandante della cavalleria cartaginese che dice ad Annibale: ma dai, andiamo a Roma, mai è rimasto nessuno. Annibale dice no, dice perché logicamente lui da stratega che fa? Se io adesso attacco Roma la devo mettere sotto assedio. Lui vince perché ha un esercito mobile, non ha un esercito assediante. Se lui avesse assediato Roma, Roma con 2 legioni all'interno e tutti gli altri eserciti in giro avrebbe richiamato le truppe e Annibale sarebbe stato accerchiato, cosa che poi succede a lui a capo. Quindi immaginate, sbando totale. In Sardegna c'è una sola legione, il pretore che la comanda è anche malato di malaria perché la sfiga poi gira. Immaginate che una sola legione doveva governare tutta la Sardegna, stavano solo a Cagliari. Praticamente che succede? Da Cornus parte una delegazione, va a Cartagine e dice: ok, la situazione è questa, che fate? Ce la date la mano? Cartagine logicamente che fa? Certo che sì. Organizzano una spedizione parte.
Sul posto, logicamente, per aver fatto, Anzigone organizza quella che è poi la rivolta. Praticamente lui coordina le varie città sarde della zona, quindi Cornus, Taros, Neapolis, Sotoca, e quelli che poi sono chiamati sardi pelliti, ma in realtà sono le popolazioni autoctone del posto che poi abitano qua sopra, quindi diciamo da Seneca in su, Seneca andando fino a Macomer, Scano Montiferro, Puglia e così via. Che succede? Organizzano sta rivolta, tanto loro praticamente dicono noi organizziamo l'esercito e ci prepariamo a prendere il potere perché sanno che i romani stanno solo a Cagliari. Che succede? La notizia non passa inosservata, perché anche all'epoca c'erano le spie. La notizia arriva a Roma, dice ok, in Sardegna c'è un casino. Roma che fa? Manda praticamente un altro pretore, che è Tito Manlio Torquato, con un'altra legione e degli ausiliari. Arriva a Cagliari, si congiungono, la prima ha fatto un'iniziativa strepitosa. Lui parte da Cagliari, dice puntano su Cornus e praticamente che succede? Nel contempo Anzigona è andato a chiedere i rinforzi all'interno per logicamente fare un'armata che potesse battere definitivamente, perché comunque l'esercito romano, per quanto sia una legione con degli ausiliari, erano sempre 10.000 uomini in Sardegna, non erano proprio pochini, e poi era sempre l'esercito romano. Qui insomma non era l'esercito di Annibale, erano truppe raccogliticce, quindi per quello loro aspettano sia i rinforzi di Cartagine che l'aiuto dei sardi all'interno. Che succede? In queste fasi qua dell'arrivo delle truppe da Cartagine e dell'arrivo dei sardi pelliti, i romani intanto sbarcano a Cagliari, 4 giorni di marcia si presentano nell'agro di Riola. Che succede? Chi difendeva diciamo quello che sono gli accampamenti pre-Cornus? Iosto, che era il figlio di Anzigona. Logicamente, allora, Tito Livio dice che praticamente Iosto, preso da ardori giovanili, scende in battaglia, l'hanno stuzzicato e lui è sceso. Ma perché non ha cognizione militare? Nessuno si azzarda andare incontro a un esercito romano schierato in campo aperto, specialmente in inferiorità numerica, da pazzi, cioè in Sicilia, e infatti viene legnato a dovere. Però i romani non sfruttano una cosa, perché comunque il territorio era ostile, cioè voi immaginate che comunque da qui a Cagliari tutto il territorio è un territorio di rivoltosi, quindi loro vincono sì la battaglia con Iosto, ma rientrano in quartiere, cioè non fanno il colpo di mano a Cornus, rientrano a Cagliari, perché nel contempo Anzigona ritorna con i sardi pelliti e arrivano i rinforzi che a causa della tempesta erano stati sbattuti alle Baleari, dalle Baleari riescono ad arrivare e approdano qua, perché poi approderanno nella spiaggia di Serenas, perché è l'unico posto dove può sbarcare un esercito di 20.000 persone e gli permette di schierarsi lì nella Valle dei Cornus. Anche perché c'era l'usanza di spiaggiare le navi, cioè non è che c'erano le barchette che facevano la sport, le navi, quelle da guerra, venivano spiaggiate, anche la notte. Quindi che succede? Sbarcano i rinforzi, scendono i sardi pelliti, si radunano e partono verso il Campidano, quindi vanno verso Cagliari. Che succede? Però ovviamente hanno un esercito numeroso, però è sempre un esercito raccogliticcio, perché diciamo che il nucleo duro era la fanteria cartaginese, che comunque i sardi pelliti non erano equipaggiati in maniera pesante, anche perché già erano 40 anni di occupazione romana in zona, quindi immaginate che le armi hanno tutte requisite. Lo zoccolo duro sono i cartaginesi e anche o magari le truppe delle città che comunque hanno mantenuto le armi. Arrivano nella zona più o meno di Salluri e Sardana e avviene lo scontro. Lo scontro logicamente arriva ai romani, perché comunque la superiorità tecnica, la preparazione è superiore. Nella battaglia c'è il famoso duello dal poeta Ennio a Iosto che viene ucciso. E poi c'è la fuga d'Anzigona nottetempo che alla notizia della morte del figlio si suicida. Però qui c'è un bel punto interrogativo, che non si sa come andare a finire veramente. Morale della favola, che comunque l'esercito cartaginese viene sconfitto per la seconda volta e stavolta l'esercito romano porta l'assedio a Cornus. Conquista la piazza forte, perché comunque rimaneva in difesa. Stranamente a quello che era conceduto, la città non viene distrutta, anzi rimane, continua a vivere nella sfera romana per quel semplice motivo. Quella Cornus era utile perché intorno alle miniere e praticamente era il tramite tra la pianura di Taros, il Sinis e il Pontiferro. Quindi parliamo di allevamenti miniere e il Campidano con le coltivazioni di grano.
questa in sostanza è la rivolta offensiva. Questi schiaffi e basta. Allora, il discorso, storicamente noi questo lo sappiamo da Tito Livio, che logicamente è romano e scrive. Allora, questo evento qua, nelle storie di Tito Livio sono 8 righe, quindi immaginate quanta importanza è stata data. C'ha la sua importanza perché è l'unico evento storico in cui si è vista comunque una situazione di impasse vera dei Romani in Sardegna, che poi da quel momento lì i Romani in Sardegna fino al 455 d.C., quindi sono 455 e 215, stiamo a 670 anni, che ti dicano, la Sardegna è romana, sono romanizzati, non esistono nella Barbagia, non ci sono mai niente. Dati archeologici ci stanno tracce romane anche sul Gennargentu, anche perché la strada che partiva da Cagliari arrivava a Olbia, come oggi. L'attuale 131 passa sulla strada romana, che passa a sua volta su strade cartaginesi. La 292, quella che si fa per andare al mare, quello era un percorso di transumanza in antico, una strada cartaginese di penetrazione e poi diventa la strada romana. Il ponte stesso di Iola poggia su un ponte romano, anche andando a Cornus c'è un altro ponte romano. Quindi, cioè, immaginate, questo territorio qui è stato sempre ricco. Qui c'è la decadenza dall'800 d.C., da quando arrivano i Saraceni, perché i Saraceni ammazzano tutti, quindi non fanno prigionieri. Tutta la gente si ritira perché comunque se i terreni sono incolti, incombeva la malaria perché è pieno di paludi, i terreni non sono lavorati, senza il varichisce tutto, la gente se ne va. Quindi sta zona ritorna nell'ombra fino verso il 1500. Neanche nel periodo dei giudicati, sta zona praticamente c'era una chiesetta bizantina qui, sulla salina qua, San Lorenzo. Era l'unica traccia che c'era, fino al 1500 che fanno le torri per i Saraceni. Qui è il deserto, immaginate il deserto. Cioè lo sapevano solo chi navigava. E infatti nei portolani del 1200-1300 d'epoca, quelli che diciamo sono i portolani arabi, questa zona è segnata. Ed era segnata come rifornimenti d'acqua. Sì. Io ringrazierei Giovanni Romano con un applauso, grazie della conferenza, ma adesso però non può esimersi anche con l'altro amico dell'associazione Sardina Romana dallo sfoggio, da fare sfoggio dall'equipaggiamenti, dai loro costumi. Adesso magari verso il mare, andiamo verso il mare, facciamo le foto, o magari anche con i nostri amici felini, con io i gatti. non ho voluto, diciamo, iniziare sugli equipaggiamenti dell'esercito romano, se no arriviamo a dopodomani. Però qualsiasi curiosità li faranno vedere adesso, li monteranno i loro costumi che sono parte proprio dell'attività della loro associazione, quindi rievocare il periodo romano con quelle che sono state davvero proprio i vestiti, i costumi e gli equipaggiamenti militari che appunto che sono stati fatti studiando effettivamente quelli che sono stati noi per ogni i pezzo ritrovamenti. abbiamo la foto del reperto, quindi Intanto io, prima appunto di fare le foto, di vedere gli equipaggiamenti militari, ricordo anche il prossimo appuntamento dell'estate fellina. Avremo il concerto, un concerto musica per suoni e attori, è stato definito dall'autore, chitarra acustica, domenica 25 agosto. Ancora grazie all'associazione Sardinia Romana, e quindi l'ultima parte, adesso andiamo a fare le foto di rito, come si suol dire. Grazie a tutti per essere venuti, buonasera. un attimo.